Non si trova la quadra sui 3 nomi del Consiglio di amministrazione della Consortile, riunione dell'ATI rinviata a domani. La nuova strada da 100 milioni di euro ridisegnerà l'assetto viario dei comuni della montagna della provincia di Agrigento. La Regione autorizza il Genio Civile a pubblicare la gara per il progetto. Pretende dei soldi ricattando l'ex fidanzata con la minaccia di pubblicare vecchi filmati intimi. Rischia dai 5 ai 10 anni. A coglierlo in flagranza i carabinieri di Raffadali. Saluti in casa bianca-azzurra e polemiche anche sotto l'ombrellone in attesa della prossima stagione agonistica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Girgenti acque al collasso e la politica perde tempo e la situazione precipita. A rischio il servizio idrico. Vediamo. Un buco nell'acqua. Si attaglia bene questo modo di dire, che è anche un modo di agire, agli ultimi fatti di una vicenda che ha origini lontane. Ieri l'Assemblea Territoriale Idrica si è riunita in presenza per scegliere tra i 18 curriculum pervenuti i nomi dei 3 componenti del Consiglio di amministrazione della struttura che guiderà l'acqua pubblica in provincia di Agrigento. Nulla di fatto, alcuni sindaci hanno lamentato di non aver ricevuto la lista dei nomi e dunque fumata nera. La seduta ha preso atto velocemente dei curricula ad oggi pervenuti è stata rinviata a domani, mercoledì 7 luglio. Fumata bianca invece per la scelta della denominazione della consortile, AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Ma tornando a parlare di buco nell'acqua, sembrerebbe che non si sia trovata la quadra sui 3 nomi del Consiglio di amministrazione che guiderà la consortile. Il problema sembrerebbe essere racchiuso nel fatto che almeno in 5 sarebbero da ritenere opportuni. Rimbalzano i cognomi Cantone, Macedonio, Marinello, Castellino e Vassallo. Una sua chiave di lettura alla storia a margine dell'Assemblea dell'ATI la dà il deputato regionale e sindaco di Montevago Margherita La Roccaruvolo, che commenta: ancora una volta sembra che la politica voglia prendere il sopravvento su scelte che invece devono basarsi sulla meritocrazia. La politica, prosegue La Roccaruvolo, deve stare lontano dalla gestione del servizio idrico nella nostra provincia. Vi erano già 2 curricula che potevano essere presi in considerazione, ma altri hanno sostenuto che la terna deve essere al completo. E come se non bastasse arriva l'allarme del commissario Gervasio Venuti, che mina i già precari equilibri che tengono in vita l'efficienza del sodalizio che gestisce l'acqua in provincia e nella città capoluogo. Venuti parla di incompatibilità con la continuità del servizio pubblico essenziale in un documento inviato alle massime autorità provinciali subito dopo la decisione del Tribunale fallimentare di qualche giorno fa, che impone a Girgenti Acque l'esborso di somme esorbitanti per pagare debiti pregressi. Insomma, c'è il rischio fondato che non venga più erogata l'acqua nelle case delle famiglie di quasi tutta la provincia. Sì, io innanzitutto mi auguro che si possa arrivare al più presto, come sperato da tutti, alla costituzione dell'azienda speciale consortile, quindi un consorzio pubblico che consentirà di gestire appunto in maniera pubblica l'acqua, e questo è assolutamente fondamentale, soprattutto alla luce delle recenti vicende, ma in realtà non è che sono le recenti vicende che ci devono portare alla costituzione dell'azienda speciale consortile, ma perché è un qualcosa che vogliamo già da tempo. Ci sono state delle difficoltà sia burocratiche che amministrative, però penso che ormai ci siamo. Oggi infatti ci siamo riuniti e quindi a breve dovrebbero essere nominati i componenti del Consiglio di amministrazione, quindi ce la stiamo mettendo tutta per arrivare finalmente alla realizzazione di questo sogno. Quindi i punti all'ordine del giorno oggi quali sono, Sindaco? Ma innanzitutto la decisione finale sulla denominazione dell'azienda speciale consortile, e questo è fondamentale anche per un aspetto pratico, perché chiaramente dobbiamo anche perfezionare quanto necessario per il versamento delle quote di capitale sociale. Quindi nel momento in cui si deciderà la denominazione si comincerà a discutere dei componenti del Consiglio di amministrazione, che spero siano delle professionalità che abbiano appunto le caratteristiche che consentono di fare una buona gestione. Quindi anche noi abbiamo il compito di andare oltre quelle che sono state le scelte che magari in passato hanno caratterizzato chi ci ha preceduto. Quindi l'obiettivo di noi sindaci è individuare delle professionalità che consentano una sana e prudente ed economica gestione della risorsa. Poi
dovrà essere nominato un presidente dell'assemblea dell'azienda, che dovrà essere individuato tra i sindaci, e quindi questi sono, diciamo, i momenti fondamentali che ci devono portare al notaio per mettere nero su bianco la costituzione dell'azienda, e quindi un primo atto concreto e decisivo. Insomma, lei vede bene il futuro anche per i lavoratori di Girgenti Acque? Ma è chiaro che bisogna fare tutto quanto è necessario, salvaguardare il posto di lavoro di chi per anni ha naturalmente dato un po' il proprio contributo, indipendentemente da quelle che sono le vicende all'atere, ma non solo, anche più dentro la situazione. Quindi è chiaro che l'obiettivo dei sindaci è quello di fare in modo che venga costituita un'azienda sana, e costituire un'azienda sana significa utilizzare le professionalità che in qualche modo appunto già hanno un'esperienza, un know-how, un feedback lavorativo che consenta la migliore gestione. Però anche questo è un discorso che dobbiamo fare tutti insieme, naturalmente sarà approfondito dal Consiglio di amministrazione in maniera più concreta, però è chiaro che l'obiettivo è quello di, non possiamo permetterci in un momento così complicato di togliere lavoro, ma il nostro obiettivo è quello di salvaguardare i posti di lavoro, ma contemporaneamente dobbiamo garantire il buon funzionamento di un'azienda, quel principio di sana e prudente gestione che nel passato non c'è mai stato. Questo è un grande traguardo, finalmente siamo arrivati ai nastri di partenza per questa nuova azienda speciale consortile pubblica. Oggi si deciderà il Consiglio di amministrazione, il nome della società, e giorno 9 si farà l'atto notarile di vera e propria costituzione. Per il futuro anche dei dipendenti, quale sarà? Insomma, ci sarà un assorbimento o qualcosa? Ma già c'è stato un incontro a suo tempo con i dipendenti e saranno assorbiti in toto per un periodo di un certo numero di anni. Poi, una volta che poi la società entrerà a regime, si vedrà l'organico da definire. Il vicepresidente provinciale di Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, ha diffuso un intervento rivolto ai commissari prefettizi che attualmente gestiscono l'ex Girgenti Acque e ha chiesto: siccome dall'inchiesta Waterloo emerge che il canone di depurazione richiesto da Girgenti Acque e pagato finora dai cittadini è illegittimo, perché non avviene la depurazione? Perché in bollette è ancora compreso il canone di depurazione e le bollette devono ancora essere inviate secondo quanto risulta da contatori cinesi spesso inadeguati? Di Rosa attende risposta. Andiamo a Partinico per ulteriori dettagli della maxi inchiesta che ha portato all'arresto di 81 persone e fatto luce sulla riorganizzazione criminale nella città del Palermitano. Vediamo. Questione di metodo affinato da anni di pratica e di riservatezza, perché certi nomi e certe facce erano sempre sotto il monitoraggio degli inquirenti. Dietro agli investimenti che da Partinico avrebbero permesso di esportare le coltivazioni di cannabis praticamente in tutta la Sicilia, ci sono fattori diversi, ma le ramificazioni degli indagati erano arrivate lontano dal territorio dei Fardazzo, ovvero Vitale, di Partinico. Un business venuto a galla nel corso dell'operazione antimafia Gordio, che ieri ha coinvolto 81 persone, una conferma che arriva tra l'altro nel corso di una serie di intercettazioni raccolte dagli investigatori. Il 4 maggio 2018 Michele Vitale, 53 anni, riceve una telefonata alle 8:17 del mattino. A chi lo chiama ammette di essere parecchio arrabbiato perché soltanto un paio di giorni prima era stata sequestrata una coltivazione di marijuana a Ragusa. Un altro messaggio ricevuto il mese prima aveva permesso di accertare il suo coinvolgimento per l'utilizzo di terreni per la semina di una piantagione a Butera. Il cognato di Vitale, Salvatore Leggio, i rapporti con la famiglia calabrese dei Pesce. Raccontava che la mattina i Pesce li avevano avvertiti che a Rosarno avevano notato movimenti sospetti. Già 20 anni fa, dalle dichiarazioni di un pentito, Michele Seidita, erano emerse presunte ingerenze nella vita politica del comune alle porte di Palermo da parte di Antonino Primavera, ora con il blitz Gordio, che ha smantellato il clan. Viene fuori che l'indagato avrebbe continuato ad intrattenere rapporti con rappresentanti dell'amministrazione anche in tempi molto più recenti. Primavera è stato arrestato per droga, ma nell'ordinanza del GIP Lirio Conti emergono anche degli strani interessi circa la vita politica, in particolare nel 2018 alla vigilia dell'elezione del presidente del Consiglio di Partinico, compreso un rimprovero a un consigliere, Vito Giuliano,
Dopo le dimissioni, l'anno successivo, del sindaco Maurizio De Luca, il comune era stato sciolto proprio per infiltrazioni mafiose. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Bruno Brucoli, Dario Scaletta e Alfredo Gagliardi, ci sono alcune telefonate tra Primavera e Nicola Lobbiundo, marito di una consigliere comunale, Caterina Di Liberto. Nessuno dei due però risulta indagato e che era Staletta, col sindaco nella lista Idea Sicilia Popolari, autonomisti. I due ragionano sul comportamento di un altro consigliere, Vito Giuliano, che per il suo atteggiamento avrebbe fatto andare a monte la sua elezione a presidente del Consiglio. Non solo i due parlano di politica al telefono, ma come hanno documentato carabinieri, si sarebbero anche incontrati. Il blitz di ieri, denominato Gordio, ha colpito il mandamento mafioso di Partinico in toto, del quale sono stati ricostruiti però tutti gli assetti criminali. I carabinieri, supportati dalle unità cinofile del nucleo elicotteri dello squadrone cacciatori di Sicilia, sono entrati in azione nelle province di Palermo, Trapani, Latina, Napoli, Roma e Nuoro, eseguendo 70 degli 85 provvedimenti cautelari complessivi. La direzione investigativa antimafia è intervenuta invece nelle province di Palermo, Trapani, Roma, Milano, Reggio Calabria e Cagliari e ha arrestato 14 persone, 10 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, e ne ha sottoposta una all'obbligo di dimora nel comune di residenza di presentazione alla polizia giudiziaria, indagata a vario titolo per il reato di associazione finalizzata alla coltivazione, alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tutti i delitti contestati sono aggravati dall'agevolazione a Cosa Nostra o 'ndrangheta nei confronti di 3 promotori, Nicola Lombardo, Nunzio Cassarà e Michele Vitale, 53 anni, di 2 delle 5 organizzazioni criminali individuate. È stata ipotizzata l'appartenenza a Cosa Nostra Partinicese, manifestata anche nel controllo di attività commerciali e imprenditoriali, nella risoluzione soprattutto di controversie private. Il governo Musumeci si appresta a scrivere una pagina di storia per le infrastrutture dell'Agrigentino. Con la nuova strada Mare Monti, opera da 100 milioni di euro, ridisegneremo in meglio l'assetto viario di un ampio comprensorio che da Santo Stefano Quisquina sui Sicani degrada fino all'area di Ribere, alla riva del Mediterraneo. Lo dice l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, commentando la determina con cui il dirigente del Dipartimento regionale tecnico Salvatore Lizio autorizza il Genio Civile a pubblicare la gara per progettare la nuova strada Mare Monti. L'infrastruttura connetterà le strade statali 189 Valle del Platani, 118 Corleonese Agrigentina, che scorrono nell'entroterra con la statale 115 sud-occidentale Sicula nel tratto fra Agrigento e Ribera. La Mare Monti andrà a servire un bacino demografico e socio-economico di 10 comuni: Bivona, Lucca Sicola, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Cianciana, Calamonaci, Villafranca, Burgio e Ribera. Palma di Montechiaro riacciuffa un finanziamento da 2 milioni di euro, al via diversi interventi. Vediamo. Sindaco di Palma di Montechiaro, quali le novità in itinere, in cantiere che a breve arriveranno per la città di Palma? Le novità in cantiere a Palma di Montechiaro non mancano mai, grazie a Dio e al nostro umilissimo lavoro, ma oggi annunciamo un altro traguardo storico e fondamentale per la nostra città. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare il Dipartimento per le Pari Opportunità, ci ha comunicato, ed io ho sottoscritto poche ore fa una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un finanziamento di circa 2 milioni di euro. Era un progetto che era stato presentato dal Comune di Palma nel 2015, che all'epoca non si era classificato in posizione utile e che poi siamo riusciti a riprenderlo e aggiornandone i prezzi e a correggerne alcuni errori di calcolo, e ciò ci ha consentito non solo di poter realizzare, cosa che faremo a breve, i 6 interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana previsti già dal progetto iniziale, ma di espandere i lavori di rigenerazione e di urbanizzazione di un quartiere che da 40 anni attende queste opere, e nello specifico è il quartiere cosiddetto di via Sala Paruta, dove da via Guido Reni a via Santa Ninfa e via discorrendo. È un quartiere molto popoloso e che è
tra due quartieri già urbanizzati. Finalmente potremmo dare a brevissimo, il primo step sarà la progettazione esecutiva finanziata dallo stesso Dipartimento per le pari opportunità, e poi manderemo in gara questi lavori. Un'altra tappa fondamentale per la rigenerazione urbana del nostro Paese e per il completamento di quelle urbanizzazioni che in altri luoghi dell'Italia sono un fatto scontato e qui invece rappresentavano una chimera, è stato fatto a favore della nostra comunità. Procede senza sosta il nostro lavoro a servizio di questa comunità e stiamo pian piano andando a colmare quel deficit di urbanizzazione che la nostra città ha avuto negli anni e che era quasi divenuto motivo di rassegnazione. Invece basta pensare al quartiere Petracaduta, al quartiere Danilo Dolci, adesso il nuovo quartiere Via Salapaluta, e a brevissimo speriamo di dare ulteriori buone notizie, ma come lei ricorderà bene questa amministrazione non fa gli annunci, comunica alla città solo i risultati quando sono ottenuti e decretati. A noi piace essere concreti, a noi piace il silente lavoro rispetto alle inutili passerelle. Parla anche di una stazione dei bus? Tra gli interventi previsti in via Tenente Palma, finalmente la nostra comunità, per quanto piccolina ma molto molto carina, avrà la possibilità di una piccola stazione degli autobus per gli autobus extraurbani, che lì potranno comodamente far scendere e salire i passeggeri senza andare a ingolfare il traffico veicolare cittadino. Sarà sita in via Tenente Palma. Tra pochi giorni, credo tra poche settimane, faremo l'inaugurazione del campetto polivalente, anche questo è un altro progetto che abbiamo recuperato, e stamattina, poco fa, prima della sua piacevole visita, abbiamo incontrato i team che lavorano sulla frana 18 e i lavori progettuali proseguono in maniera veloce e concreta e speriamo, siamo certi, che entro l'anno potremo dare il via ai lavori, anche lì di un'opera tanto attesa, e che questa amministrazione è riuscita a recuperare un finanziamento complessivo di 5.700.000 euro. Ormai abbiamo superato abbondantemente quota 50 milioni di euro di finanziamento in appena 4 anni. Questo vuol dire insomma ricchezza, produzione di lavoro per tutto il comprensorio palmese? Sì, sicuramente sì, perché oltre ai lavori che si realizzano e che già questi rappresentano, oltre che un traguardo amministrativo, ma rappresentano comunque un modo per immettere nel territorio nuova liquidità, abbiamo per esempio un lavoro che è di particolare importanza e che è ripartito da pochissimo tempo, che è l'ampliamento a sud del cimitero, che non solo consente di investire quel milione di euro dei fondi comunali per l'ampliamento del cimitero, ma metterà in gioco per l'intera comunità, metterà in circolo per l'intera comunità più di 9 milioni di euro di risorse, perché il cimitero di Palma è un cimitero pubblico, come tante cose che debbono essere e rimarranno pubbliche per sempre, un a caso è l'acqua, è pubblico, e quindi poi i cittadini saranno liberi di rivolgersi alle imprese che riterranno opportune. Parliamo di circa 300 tombe gentilizie che ha un costo medio di 30.000 euro. Lei faccia subito il conto, significa immettere in un'economia che in questo momento è in difficoltà per il Covid e per una serie di carenze strutturali che ben conosciamo, 9 milioni di euro di liquidità, che sarà un'occasione importante per il rilancio dell'economia della nostra città. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha revocato il mandato assessoriale ad Adriano Varisano. Sono venuti a mancare i rapporti fiduciari che a suo tempo avevano determinato la nomina di Adriano Varisano, dice Alba, a 2 mesi dalla fine del suo mandato. Varisano era stato nominato assessore nell'ottobre del 2020, gli era stata affidata la delega alla solidarietà sociale. Per il consigliere Castronovo, che si era speso per l'ingresso in giunta di Varisano, conoscendone le sue capacità ma anche la sua disponibilità a operare per il bene della comunità, tra i motivi della revoca si celerebbe una sua personale iniziativa, quella di essere stato promotore della richiesta della convocazione di un consiglio comunale aperto per affrontare senza demagogie la questione dei precari che da anni aspettano la stabilizzazione. L'assessorato regionale all'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, non potendo garantire le condizioni minime di sicurezza al fine di prevenire gravi incendi, ha trasmesso ai comuni di Bivona, Burgio, Caltabellotta, Casteltermini, Cammarata, Cianciana, Grotte, Menfi, Montallegro, Santo Stefano di Quisquina una nota in cui dispone la chiusura immediata dell'accesso alle aree attrezzate.
Super bonus 110%, procedure, requisiti e il ruolo del professionista, seminario organizzato dall'Ordine degli Architetti e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Arturo Cantella. Architetto Giuseppe Grimaldi, una giornata sicuramente intensa con un programma ricchissimo cui possiamo fare anche un bilancio di ciò che è stato appunto il seminario di studi in merito all'Ecobonus 110. Sì, una giornata importante di formazione, si è tornato finalmente in presenza dopo quasi 2 anni, quindi da un lato c'è questa voglia di rinascita da parte nostra, dall'altro lato molto autorevole come evento, grazie anche alla presenza dell'ingegnere Presinzano, responsabile del Dipartimento dell'Enea, che si occupa proprio di super bonus. Un contributo, quello dell'ingegnere, quello di chi è intervenuto, che ha spiegato ai colleghi tante sfaccettature che spesso nei meandri della norma sfuggono e che ci possono accompagnare in quello che sarà, io spero, il futuro della professione per almeno altri 3-4 anni. Ovviamente su questo e sulla futura scadenza lavoreremo in modo da fare al massimo delle proroghe, però devo dire una giornata davvero intensa che ci ha illuminato su tanti aspetti della norma, che è davvero farraginosa. Ecco, tra l'altro anche gli ultimi aggiornamenti da un punto di vista legislativo sono stati affrontati in maniera anche equa, anche nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Sì, sono aspetti fondamentali. Oggi un tecnico che si approccia a lavorare per il Superbonus deve avere una multidisciplinarità fondamentale, perché deve capirne di aspetti energetici, aspetti tecnici, aspetti fiscali, e quindi è chiaro che ciascuno di noi all'interno del proprio studio ha già formato diverse soluzioni, anche aspetti legali legati alla contrattualistica, eccetera, eccetera, per cui, ripeto, è stato un evento che è stato davvero formativo da questo punto di vista. Ecco, nel territorio lei ha curato diverse iniziative, come sta andando, come è stata recepita la norma? Ma dopo la prima iniziale diffidenza, consideri che noi abbiamo aperto il primo cantiere ormai quasi 1 anno fa, al momento abbiamo 2 collaudi e diversi interventi in corso, già in fase abbastanza avanzata di lavoro, e la gente è davvero contenta perché è riuscita, senza sostenere alcuna spesa, ad efficientare e a riqualificare il proprio immobile, restituendo un restyling diciamo moderno e un comfort abitativo importante. Ecco, un aspetto sicuramente sull'Ecobonus 110 è anche l'aspetto di un commercialista, il suo contributo alla giornata di oggi di studi. Oggi qui con gli architetti analizzeremo le relazioni che esistono tra il 110, tra la normativa del 110% nelle sue 2 versioni, sistema bonus e ecobonus, e le diverse opzioni, cedibilità del credito o sconto in fattura. Rappresentano sostanzialmente 2 forme optabili dal contribuente quando questo non ha imposta sufficiente per poter diciamo così, da poter contrapporre con le eventuali detrazioni fiscali in campo edilizio. È un'opportunità che sicuramente i contribuenti possono utilizzare, sia nell'ipotesi in cui hanno appunto un'imposta lorda da versare in sede di dichiarazione dei redditi, oppure rivolgendosi al proprio fornitore, optando per lo sconto in fattura, o rivolgendosi a un diverso fornitore, ad esempio una banca, per l'eventuale ulteriore cessione del credito. I carabinieri della stazione di Raffadali hanno arrestato un 38enne originario della Romania, ma residente nel comune agrigentino, per reati di estorsione e revenge porn, fattispecie di reato quest'ultima recentemente inserita nell'ordinamento giudiziario, che punisce la diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti contro il consenso dell'interessato, che molto spesso è proprio l'ex partner. L'uomo ha minacciato l'ex fidanzata, una casalinga 43enne, anche lei romena, di mettere online un video hot girato con il telefonino dell'uomo. Il video era stato registrato l'anno scorso, quando i 2 avevano una relazione sentimentale e riguardava un rapporto sessuale consumato tra gli stessi.
interamente ripreso con il telefono cellulare. L'uomo da diverso tempo minacciava la donna di pubblicare sui social il video se non avesse ricevuto il denaro richiesto. La donna, esasperata da quelle fastidiose minacce, si è rivolta ai carabinieri di Raffadali, che hanno immediatamente organizzato un piano per cogliere in flagranza l'ex fidanzato. In serata i militari dell'Arma, recatisi presso l'abitazione dell'uomo, l'hanno sorpreso mentre intascava la somma di 70 euro appena consigliatigli dall'ex compagna. L'uomo è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida. Se le accuse vengono confermate, l'uomo rischia una pena da 5 a 10 anni. Un 43enne di Sciacca agli arresti domiciliari sabato notte ha dato in escandescenza e ha malmenato il figlio e il nipote, entrambi sedicenni, due adolescenti che sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II, dove i medici, dopo averli sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, hanno diagnosticato contusioni e traumi guaribili in pochissimi giorni. I carabinieri della stazione di Sciacca, intervenuti nell'abitazione di Contrada San Marco per una lite in famiglia, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica l'uomo. L'ipotesi di reato contestata sono state maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ultima iniziativa nel ciclo di appuntamenti organizzati da Acquarinto in occasione della giornata del rifugiato, serata conclusiva con proiezioni e relazioni allo spazio Temenos di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi a Spazio Temenos la giornata conclusiva con delle proiezioni, con delle interviste curate direttamente dai ragazzi dei vari centri per fare il punto della situazione e ricordare la giornata mondiale del rifugiato. Qui a Acquarinto organizza l'evento. Sì, nonostante la giornata del rifugiato sia limitata come celebrazione al 20 giugno, in realtà noi sia per il numero di progetti che gestiamo che per le attività che siamo riusciti a sviluppare diluiamo questa manifestazione in una serie di eventi, ed oggi c'è un po' la giornata conclusiva, la giornata nella quale, oltre alle proiezioni di un'attività bellissima fatta dai nostri utenti, dai ragazzi che intervistano personalità, tra virgolette, della nostra società civile, avremo modo anche di tirare una somma sulle attività che ciascun progetto ha svolto nel territorio di competenza. Al centro di tutto ci sono sempre i ragazzi, nella consapevolezza che il loro coinvolgimento diretto non può essere l'unico vero volano per l'integrazione. Una serie di iniziative che si sono svolte nei vari centri gestiti da Acquarinto. Sì, una serie di iniziative si sono svolte in tutti i territori comunali presso cui insistono i progetti territoriali. Ricordiamo che i progetti sono a titolarità comunale e che vengono finanziati attraverso il Fondo Nazionale Asilo. Ovviamente si tratta di iniziative che cercano di coinvolgere compatibilmente alle problematiche inerenti il Covid-19 di questo ultimo periodo, ma che hanno dato grossa soddisfazione agli utenti. Avremo modo di parlarne poi e di descriverle ciascun coordinatore per la propria competenza. Professor Alfio Russo, tra i relatori di questa giornata a conclusione degli eventi di Acquarinto sulla giornata mondiale del rifugiato. Sì, partecipo volentieri perché è giusto ed opportuno riflettere sulla presenza dei rifugiati, soprattutto dei minori non accompagnati che arrivano anche nelle nostre scuole e che proviamo a includere e integrare nei percorsi didattici che portiamo avanti. Devo dire che i ragazzi che arrivano da noi sono ragazzi molto motivati all'apprendimento, molto interessati a capire anche il contesto nel quale si trovano, e quindi diventa anche facile per loro e per i compagni della classe dove vengono inseriti riuscire a fare in modo che possano trovare anche loro il loro percorso didattico personalizzato. Questa iniziativa di Acquarinto è certamente un'iniziativa da sostenere ed è per questo la ragione per cui io mi trovo qui stasera. Anche il vostro istituto partecipa a questo evento finale della giornata mondiale del rifugiato?
È una bella opportunità di riflessione, di confronto tra le diverse associazioni, tra le diverse istituzioni. Anche la nostra scuola è stata invitata, per me è stata anche un'occasione per presentare un concorso cui abbiamo partecipato come scuola, che peraltro ha visto anche la premiazione, è un concorso nazionale intitolato Tricolore Vivo. Ci siamo classificati al primo posto per la sezione scuola secondaria di primo grado e ho invitato l'alunno Filippo Faro, che ha realizzato un articolo nell'ambito di un giornalino che abbiamo appunto realizzato con i ragazzi, focalizzando l'attenzione su alcuni articoli, e non poteva chiaramente mancare la tematica dell'immigrazione che ha curato lui nella fattispecie. Allora, sentiamo il tuo punto di vista allora. Sì, quest'anno appunto io con la mia classe, la terza D della scuola Luigi Pirandello, abbiamo realizzato questo progetto, abbiamo partecipato a questo concorso realizzando un giornalino della scuola, e appunto io sono qui oggi per presentare la tematica riguardante lo scenario di immigrazione, avendo approfondito questo argomento nel giornalino in questione. Fine mandato, bilancio dell'attività dei Lions. Arturo Cantella. Finisce il suo mandato di presidente della 10ª circoscrizione del Lions Sicilia Nicola Scaturro, affidatogli dal governatore avvocato Mariella Sciammetta nell'anno sociale 2020-2021. Nicola Scaturro ha saputo governare con la sua capacità i club facenti parte della stessa circoscrizione, guidandoli con impegno e perseveranza. Nicola Scaturro continuerà la sua collaborazione lionistica nell'anno 2021-2022 con il nuovo incarico affidatogli dal neogovernatore Francesco Cirillo come componente comitato sul tema di studio distrettuale, un progetto per la mia città. Il consuntivo è semplice ed è subito fatto. Quest'anno, nonostante le difficoltà dovute alla chiusura della pandemia, è stato, voglio dirlo, un anno straordinario, ma straordinario perché i Lions sono stati artefici di quello che il nostro governatore dell'anno 2020-2021, l'avvocato Mariella Sciammetta, ha trasmesso e ha saputo dare a tutti i soci, a tutte le circoscrizioni, a tutte le zone e a tutti i clubs, cioè quella grande capacità di portare avanti lo spirito lionistico e di dire che finalmente i Lions sono vicini alle persone fragili, alle persone che hanno bisogno, perché dove c'è un bisogno c'è un Lions. E il nostro governatore è stato bravissimo nel motivarci in questo senso. Così l'anno è passato benissimo, abbiamo fatto tantissimi service e tutti all'insegna dell'aiuto concreto verso le persone che ne avevano bisogno. È stato un anno straordinario, quindi, tanto è vero che il nostro governatore, saluto con grande affetto, è stato adesso nominato per quest'anno sociale presidente del Consiglio dei Governatori, e quindi per noi, siamo sicuri, porterà le sue idee e porterà un pezzo di noi e la Sicilia a livello nazionale e speriamo anche a livello internazionale. Io questa sera concludo il mio mandato e presenziando ad un incontro voluto dal club di Agrigento Chiaramonte con il suo presidente Giovanni Celauro. È un service molto particolare. E ci saranno molti avvocati e ci sarà un giudice della Corte dei Conti per parlare della giustizia e degli agganci della giustizia con l'economia. Una buona giustizia per una buona economia e viceversa. Grazie. Un nuovo incarico si profila però all'orizzonte, è arrivato quindi... Quale? Ce lo anticipi? Sì, posso dire che il nuovo incarico mi è stato comunicato da pochi giorni dalla segreteria del distretto del nuovo governatore, il dottore Cirillo, che saluto e ringrazio
che è quello di componente del service regionale, distrettuale, che si chiama Un progetto per la mia città. Io spero di poter far bene assieme al delegato, che è il dottore Silvestre Buscemi, e assieme agli altri componenti del service, di fare un buon lavoro, naturalmente assieme a tutti i soci dei clubs e delle zone interessate. Sono veramente contento di questo nuovo incarico, sempre all'insegna del We Serve. Siamo qui per questo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Galati Mamertina, nel Messinese, i lavori di messa in sicurezza del litorale appena iniziati sono stati bloccati. Vediamo. C'è tutto fermo così da giorni, l'annuncio trionfale dell'avvio dei lavori del primo pennello è stato dato il 24 maggio, ma proprio da quella giornata non è più successo nulla. E in più proprio in quella mattinata erano qui con il drone sottomarino, drone subacqueo, perché dovevano fare dei rilievi subacquei che servivano sempre per questo tipo di lavori. Quindi mi chiedo, ma come si lavora? Qual è l'organizzazione di questi lavori? Che ancora nel momento in cui si dichiara che sta partendo l'avvio della posa del primo pennello, ancora ci sono rilievi da fare. Quindi proprio c'è una cattiva organizzazione. In più, quello che è saltato fuori adesso è che ancora si deve assolvere delle prescrizioni che sono previste nel parere di assoggettabilità via VAS, che è del 29 ottobre 2020, e queste sono delle prescrizioni ante operam. E ancora, quando dovremmo essere in corso d'opera, ancora si parla di prescrizioni ante operam. Quindi mi sa che c'è proprio una cattiva organizzazione. Qui non è più questione di deroghe per lo stato di emergenza, è proprio omissione di atti, omissioni di pareri, omissioni di azioni concrete. Abbiamo invitato un arpista che potesse, insomma, in maniera satirica esprimere quello che viviamo qui a Galati, e anche per dare un minimo di serenità, proprio offrire un momento di serenità agli abitanti. Quindi non è stato un concerto, è stato un semplice intrattenimento nel corso della nostra manifestazione in cui abbiamo convocato tutti i messinesi, perché Galati è Messina, cosa che sembra dimenticata, e in più tutti i rappresentanti delle amministrazioni locali, regionali, nazionali. Noi non abbiamo ricevuto nessuna risposta da nessuno, tranne che dalla segreteria di Musumeci, in cui si scusavano per non poter essere presenti all'evento. Poi nessun altro si è presentato, eccetto che il deputato Antonio De Luca e la senatrice Grazia D'Angelo. Era come da Ormina. C'era di tutto, c'era discoteca, c'era il bar al 100%, un movimento che non finiva mai, turisti di tutti i generi venivano, non lo so, era abbastanza movimentato il paese. Adesso purtroppo con questa crisi, con questi problemi, con questa spiaggia che abbiamo, che non si può scendere a mare praticamente, la gente si è spostata ad altri posti. La lunga venivano da tutti i paesi qua a Galati per fare i bagni, per sostanziare, si fermavano tutto il giorno, insomma c'era il divertimento, c'era un movimento abbastanza buono. Hanno cominciato a fare i lavori pensando che non c'era più niente, come burocrazia, come carte, come documentazione. Ora ci ritroviamo con questo documento dell'ARPA, che è un documento che ogni volta l'ARPA, che devono fare una commissione a Palermo, che perdono tempo, questa commissione quando si riunisce, che intanto i cittadini restano così, senza pennelli, senza cose. Si sta avvicinando l'inverno, e
rimaniamo senza, diciamo, poi si devono fare i lavori di fretta e furia o se è in mare ce li fa fare. Cerchiamo, io faccio un sollecito sia a Maurizio Croce che è sensibile anche al sindaco, che sono venuti qua, dico, eravamo pronti diciamo così, ad fare i lavori e ora ci ritroviamo questa cosa così, di fare al più presto possibile, dico, la commissione di chiamare, di fare, io seguo tutti i giorni, chiamo tutti i giorni, diciamo, sia a Maurizio sia anche all'ARPA ho chiamato, diciamo così, e stanno facendo al più presto di fare questi lavori, perché ora abbiamo luglio, abbiamo agosto, abbiamo settembre, ottobre, ancora 4 mesi si può lavorare, dico un 4-5 pennelli, già quando si fanno 4-5 pennelli, già calati e già coperti, diciamo, comincia già a portare sabbia e comincia a fare, diciamo così, la spiaggia, così un altro anno ci ritroviamo il paese, almeno anche in quest'inverno, tutelati un pochettino, ecco. Dopo la segnalazione di Mare Amico, questa mattina è stato definitivamente bonificato il tratto di spiaggia dove c'era il chiosco Baraonda, distrutto dal mare e che creava problemi di balneazione per la presenza di resti pericolosi nascosti sotto la sabbia. I lavori sono stati effettuati a spese del concessionario e controlli da parte del comune di Agrigento. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato un'area di oltre 7.000 metri quadri nel territorio di Castelmola, piccola cittadina che domina Taormina, adibita a discarica abusiva di rifiuti. Le fiamme gialle della compagnia di Taormina, durante un'attività di controllo, hanno individuato e posto sotto sequestro la vasta superficie sita nelle immediate vicinanze dei terreni agricoli coltivati. L'area, di proprietà di un 70enne di Castelmola, è stata utilizzata negli ultimi anni quale strutturato luogo di accumulo e deposito di rifiuti di vario genere. In particolare, le ricognizioni del sito, effettuate dai militari di Taormina, hanno consentito di documentare l'accumulo di notevoli quantità di rifiuti speciali di varia natura. Al fine di occultare l'illecita attività e renderla maggiormente complicata da rilevare, si accertava come fossero stati realizzati diversi terrapiani tramite un caterpillar, peraltro rinvenuto in loco e sottoposto a sequestro, in realtà formati da tonnellate di materiale edile di risulta. Un'illecita attività di sversamento di rifiuti dall'alto tasso inquinante, a maggior ragione, come nel caso di specie, se direttamente effettuata in area a ridosso di zone coltivate. Come noto, l'illecito abbandono ed accumulo di rifiuti consente agli utenti di evitare gli elevati costi necessari per il regolare smaltimento all'interno delle discariche autorizzate, deturpando al contempo il territorio, nonché con l'enorme rischio di provocare irreparabili contaminazioni delle falde acquifere. Ottenuta la convalida del sequestro dal competente giudice del Tribunale di Messina, nei prossimi giorni saranno interessati gli organi competenti per la bonifica dell'intera zona, mentre il proprietario del terreno è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina in quanto responsabile di un grave reato ambientale, quale la gestione non autorizzata dei rifiuti. Negli ultimi 18 mesi nella provincia di Messina sono state accertate oltre 40 violazioni con la denuncia di 66 responsabili e il sequestro di 81 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, insistenti in aree estese oltre 14.000 metri quadrati, nonché 2 depuratori. Si è conclusa la 9ª edizione del Premio Mediterraneo Packaging, la kermesse che si svolge ogni anno nella splendida cornice di Castellammare del Golfo. Il compito che si prefigge è quello di valorizzare le etichette che si producono nel distretto di Castellammare e non solo, al fine di creare una sinergia perfetta tra il settore imprenditoriale e le nuove generazioni. C'è il servizio. È stata un'edizione interessantissima che fa proprio da preannuncio alla 10ª edizione dell'anno prossimo. Interessantissima perché i campioni sono cresciuti sia di livello qualitativo, ma proprio danno un imprinting al territorio dal quale provengono, che è poi l'elemento fondamentale per un packaging che funziona. E le aziende premiate quest'anno sono state tantissime, in tante categorie, il vino, i distillati, la birra. E abbiamo riscontrato un'interessante innovazione nel packaging e l'anno prossimo sarà l'edizione del 10° anno, sicuramente ancora più importante. 9 anni fa, quando EG News ha pensato l'idea di questo premio, il packaging sì era importante probabilmente più per le aziende che per i consumatori. Oggi invece il consumatore sta molto più attento al packaging e ogni anno vedere il produttore che ha messo impegno nella produzione dell'etichetta del prodotto, essere qui anche emozionarsi, abbiamo visto produttori emozionarsi durante la consegna del premio, devo dire
noi che facciamo parte della giuria ci dà un po' di soddisfazione, da fare un grande plauso all'attività che ha fatto finora Gnews con il Mattarella Dolci. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta con la nona edizione, una presenza di pubblico che non si era mai vista alla Villa Margherita di Castellammare, c'era rappresentata la Sardegna, la Calabria, il Piemonte, e per noi questo è un risultato eccellente, più tutta la Sicilia, tutti i vincitori siciliani, oltre ai partecipanti stranieri, greci e spagnoli. Questo premio, se riesce a mantenere la vera anima, cioè non dimenticarsi mai che è un qualcosa di istruzione, un qualcosa di artigianalità e un qualcosa di economia. Hai ragione, no, ma noi quest'anno con l'attribuzione ai premi speciali fashion abbiamo coinvolto i giovani proprio per vedere quali erano i packaging che facessero presa sui giovani, e l'abbiamo voluto istituire appositamente perché è un pubblico nuovo che si appresta a consumare come consumano i grandi, ma nella loro scelta le scelte sono un po' diverse. Ci ha fatto piacere del risultato. Sono veramente contenta che chiamiamolo provveditorio, così tutti capiscono, la dottoressa Tiziana Catenazzo ha voluto omaggiarci della sua presenza in questa manifestazione, e speriamo che la manifestazione continui a crescere. Spero io di poterla realizzare insieme al Binolio, che è un'altra tradizione di questa scuola, e devo dire, nonostante l'emergenza Covid, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. La vera anima è non perdere mai da dove si arriva a questo premio, da un polo istruttivo, da una scuola. Nasce da una scuola che è sempre stata legata al territorio, perché la scuola cresce con il territorio, la scuola forma per il territorio, la scuola fa ricerca insieme al territorio. Non può esistere una scuola staccata, avulsa dal suo contesto territoriale. Saluti in casa Acragas e polemiche sotto l'ombrellone in attesa della prossima stagione agonistica. Carmelo Lentini. In attesa del ritorno in sede della Presidente Sonia Giordano, per definire programmi futuri da tracciare per la prossima stagione agonistica, molti protagonisti hanno iniziato a defilarsi. Molti lo hanno fatto per scadenza di contratto, e tra questi il tecnico Gaetano e Francesco Di Gaetano, con le proprie valutazioni personali. I suoi saluti, non senza polemiche, hanno buttato delle ombre che lasciano intendere un qualcosa che ha influito negativamente e probabilmente sulla parte finale della stagione. Dall'esterno non si è percepito nulla, anzi si è sperato sino all'ultimo in un probabilissimo salto di categoria. Assieme al mister Di Gaetano hanno salutato diversi calciatori, e tra questi Spinelli, che ha fatto sapere di appendere le scarpe a chiodo, e con lui chiaramente ci sono tanti altri calciatori. Adesso si attende di capire cosa potrà succedere e se ci saranno nuove figure sia a livello societario che tecnico. Con la chiusura della stagione molti ruoli dovranno essere rivalutati, ma a decidere sarà il direttivo biancazzurro, che ricordiamo attualmente formato dalla presidente Sonia Giordano, il dottore Salvatore Bottone e l'avvocato Giancarlo Rosato. Ciò che attende i tifosi di fede biancazzurre è un'estate molto calda, e non solo a livello meteorologico. Tra l'altro, da qualche giorno sono aperte le iscrizioni al campionato di eccellenza. Le società aventi diritto dovranno presentare la documentazione entro le ore 12 del lunedì 26 luglio. Senza dimenticare poi che nel prossimo mese di agosto avrà inizio la Coppa Italia Dilettanti, che torna dopo la sospensione a causa del Covid. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.